Questo farebbe parte dell'attrezzatura per uccellare, no? Allora, queste erano rigorosamente di olmo, questi sono solo per far vedere, insomma, no? Che si spalmavano di vischio e poi con un taglio sul ramo si fissavano su un supporto che in genere era tipo come un alberello, diciamo, no? Secco. Dovevano essere fissate che non cadessero, però non tanto, perché l'uccello quando si appoggiava e si appiccicava al vischio, che era tutto spalmato sulla piccola verga qua, doveva cadere, perché altrimenti si sarebbe sporcato troppo, perché quando cadeva allora rimaneva fermo e non si sporcava più, perché poi gli uccelli andavano puliti dal vischio con l'alcol, il vischio è una cosa molto appiccicosa. Oppure si usava un'asta lunga, irta di questi qua, di queste verghe qua, che si innestavano su un palo e ne mettevano parecchie, 4, 5, anche di più, perché potevano arrivare degli stormi, per dire, anche abbastanza consistenti, e ne prendevano anche una ventina, per dire, in un colpo solo. Il vischio si ricava dalla pianta del vischio, dalle bacche, che si fa una poltiglia, si pesta, perché è una postiglia dura quasi come la gomma, quando è messo tutto insieme, tutti questi semi di vischio, no? Il vischio si usava anche lo chiamavano l'ombrellon, cioè c'era un ombrellone grande che era fatto con una raggiera di legno, come una ruota, per dire, no? Su cui viene fissato un filo che girava tutto attorno come una ragnatela, e questa qua via cosparsa di vischio, anche quella lì, e si usava nei cespugli di notte con la lampada. Gli uccelli abbagliati e spaventati andavano verso la lampada e si attaccavano all'ombrellone. In genere li mangiavano una volta. Poi sceglievano quelli che gli sembravano più belli, che servivano per mostra. Se era un merlo, per dire, potevano anche tenerlo, perché nelle famiglie qua il merlo lo avevano quasi dappertutto, un merlo a casa. Nelle gabbie, se ne abbiamo anche qua, quelli erano proprio quelli per mettere gli uccelli da richiamo, quelle gabbiette piccole. Il merlo si metteva in una gabbia molto grande, una voliera abbastanza grande, che in genere però veniva raccolto da nido, però poteva capitare anche che venisse preso così occasionalmente, insomma, no? Un interessante da dire che gli uccelli li scurivano, li mettevano non mi ricordo bene il mese, li mettevano al buio, ma proprio al buio pesto. Loro si abituavano a mangiare, stavano al buio, perché altrimenti in autunno non cantavano. Per farli cantare, quando erano stati al buio, mettendoli alla luce, pensavano che fosse primavera e cantavano, e quindi servivano da richiamo, altrimenti non avrebbero chiamato.